sua storia millenaria, Dolceacqua visse, come tanti altri luoghi italiani, il suo periodo di maggior splendore in corrispondenza del Rinascimento. I presupposti c'erano tutti. Una potente famiglia di mecenati, i Doria, che voleva celebrare la propria dinastia attraverso opere d'arte di rara raffinatezza, e un gruppo di artisti, pittori, scultori, architetti, giardinieri, assordati per porre in essere le opere immaginate dal committente. Vediamo dunque come anche da noi si svilupparono i canoni di bellezza caratteristici di quest'epoca straordinaria. Quando vuoi telefono.